Mater matut quando mortavi immarat, Mater matut quando razza mi ricevut, Mater matut tu c'è sempre benediciut, Mater matut ti ringraziamo per sto criato. Carissimi amici, qui Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana per la tutela della lingua e cultura napolitane, interlocutore UNESCO per la decade internazionale delle lingue autoctone 2022-2032 per la lingua napoletana, nonché referente per il territorio della Campania di Lingua Pax International, che è una ONG con status consultivo presso l'UNESCO e anche collaboratore della rete internazionale che fa capo alla professora dottora Marisa Trejo-Sirvent dell'Università appunto della UNACH, Università del Chiapas, e nonché collaboratore appunto di diverse accademie e personalità accademiche che si occupano dei diritti linguistici come diritti umani e in quanto diritti culturali. Oggi parleremo di un tema molto importante, molto rilevante per quanto concerne la tutela, ex convenzioni internazionali e non solo, dei diritti delle donne, dedicata appunto alla festa della mamma, come si direbbe o mamma, come si direbbe in lingua napolitana, e ci piace appunto evidenziare come insomma, l'importanza della la femmina napolitana, perché ovviamente tutto ciò che ruota intorno per quanto concerne la società mediterranea, la femmina è al centro appunto della nostra cosmogonia, meglio anche dire cosmo antilipsis, come avrebbero detto e come direbbero i nostri amici e veri fratelli greci. Ovviamente noi non possiamo partire che da una disamina dell'attuale condizione della donna nel nostro mezzogiorno e partendo appunto però da quello che è in realtà sempre stato questo valore centrale, come dicevo, della donna mediterranea, a partire per esempio e fondamentalmente dal valore universale delle cosiddette mater matute o madre del mattino, appunto, che rischiarano ovviamente con la loro potenza, il loro splendore, la loro fertilità il nostro cammino, e come eccellente esempio noi ritroviamo nelle opere ritrovate appunto nel territorio di Capua e attualmente presso il Museo Campano di Capua. Mater Matute, quindi divinità, come qualcuno giustamente ha detto, quando Dio era femmina, e in questo caso Dio per lui è sempre stata femmina, non è un caso che nella nostra lingua napolitana c'è la bellissima espressione che è wow, ma che se proprio la Dio è femmina, e quindi noi già capiamo anche in questa che può essere una, diciamo, simpatica quanto profonda espressione, praticamente l'importanza proprio nella nostra anche lingua napolitana dell'importanza appunto del valore della donna, che è madre, ovviamente, quindi madre matuta, ma è anche, diciamo, femmina, quindi omnicomprensiva nel suo valore totalizzante e fertilizzante delle nostre anime. Ricordiamo appunto a Mamma Schiavone, a Mondo Vergine, ricordiamo ovviamente tutta la iconografia legata alle, appunto alle Madonne, quindi come madri, e ovviamente anche a tutte le eroine, come per esempio le brigantesse, in realtà patriote, e patriotte, se potesse dire, e resistenti del fu e mai estinto in realtà nell'anima e nella nostra identità, idioma, come si dice, come dicono appunto i nostri padri greci, regno delle due Sicilie. Infamate purtroppo, disgraziatamente, da certa ideologia positivista lombrosiana che ahimè ritroviamo anche oggi
nei mass media italiani, nel sistema scolastico nazionale, ahimè, abbiamo anche discusso al Tribunale di Napoli lo scorso 28 marzo proprio su questi temi, e però diciamo infamate anche oggi attraverso un racconto anche mass mediatico, come dicevo, che non è scevro da tutto il mainstreaming, che riguarda anche certe fiction che riguardano il mezzogiorno, ovviamente, che sono ancora molto disgraziatamente legati a questa, diciamo, alla donna lombrosianamente raccontata. E ci dispiace però, ecco, vedere in questo senso anche l'assenza di certe, diciamo, di un certo attivismo femminista per i diritti civili, che su questi temi del racconto lombrosiano, quindi del culturale, della femmina napolitana, del mezzogiorno in generale, sono un attimino latitanti. Questo ci dispiace, anche perché invece nel resto del mondo noi collaboriamo con fior di antropologi come Accademia Napoletana, sociologi, antropologi o antropologhe, sociologhe e sociolinguiste, che invece ci danno una mano proprio su questi temi. Per cui diciamo che occorre ricordare quindi il ruolo della mater proprio in questo giorno, e il ruolo della femmina proprio in questo giorno, ma anche appunto certe violazioni che si hanno nei confronti dei diritti delle nostre donne, le nostre, insomma, mamma, chi della mamma è ricca non lo usava, per dirne una, e che avvengono per esempio ex articolo 5 della Convenzione contro le discriminazioni contro le donne, e che vanno invece a tutelare la funzione sociale della maternità. Ma quando tu una femmina, una mamma, l'impara, che ha imparato un figlio praticamente, che parla bene, si parla la lingua sua, l'idioma suo, quindi la identità sua, tu la stai disintegrando in luce sia i diritti delle donne, sia i diritti della mamma, che il loro figlio. Che proprio si deve autoidentificarsi in una lingua, diciamo, o cancellarla o autoidentificarsi in una lingua misconosciuta, degradata e degradante, come accade purtroppo anche nel racconto mass mediatico italiano. Per quanto riguarda appunto la comunità linguistica, sociale e culturale napolitana, e non solo. O anche, per esempio, come abbiamo anche detto al Tribunale in punto di diritto di Napoli, per quanto concerne appunto la Convenzione contro le violenze domestiche, quindi la cosiddetta Convenzione di Istanbul, che invece prevede che i mass media debbano, nella propria libertà, devono invece dare una rappresentazione che sia dignitosa della donna, e questo purtroppo non accade molto spesso in Italia per quanto concerne il racconto mass mediatico, ripeto ancora una volta, per esempio attraverso molte fiction in cui la donna napoletana, la donna del cosiddetto mezzogiorno, invece è caratterizzata come in una sorta di indefessa, inderogabile, ineludibile vittimizzazione da parte di un uomo lombrosiano, e questo non ci pare proprio che vada a, diciamo, a cozzare, o meglio, non sia adeguato al rispetto di queste convenzioni internazionali che riguardano invece la tutela delle donne. Quindi sia nel ruolo di mater, ma e il proprio e femmina. Pertanto, proprio in questo giorno ci piace ancora una volta denunciare questa criticità che avviene in Italia nei confronti di femmina napolitana, ma in genere del Mediterraneo, e anche per questa via anche invece andare a ricordare quello che è sempre stato il vulnus della società mediterranea, cioè una società prettamente matriarcale, come ci ricordano appunto le nostre mater matute. Poi il tempo è passato, si è voluto dare una caratterizzazione negativa, diciamo, da parte di certe ideologie della donna, e ahimè però oggi assistiamo a una presunta invece difesa, tutela delle donne, che invece una presunta, diciamo, che si riveste di emancipazione, ma che ahimè disgraziatamente non è altro che non fa parte altro di quella alienazione che il nostro caro Pasolini ci ricordava, alienazione culturale, alienazione dei corpi e purtroppo disgraziatamente anche delle anime, perché questa donna, questa femmina, disgraziatamente sta perdendo a causa di un sistema opprimente, alienante,
e presuntamente, diciamo, emancipatorio, sta perdendo quella che è sempre stata la sua, diciamo, centralità, libertà, dignità, che invece si vede appiattita in un consumatorio consumistico e, diciamo, altro che libertario, direi proprio alienante e totalitarismo culturale, e che riguarda disgraziatamente anche il suo corpo. Perciò viva invece femmina, viva invece il vero rispetto della donna in quanto tale, come ci ricordano le nostre care Mater Matute. Evviva la donna, ma soprattutto evviva la femmina. Statevo buono. Massimiliano Verdi, presidente Accademia Napoletana, tutore della lingua e cultura appunto napolitana. Ciao. Oi mame tutte mam, benerisce stader e fangia sarat. Mater maduta, ascolta sta devota che tu devi. Mater matuto quando amore t'avi imparato, Mater matuto quando la razza mi ricevuto, Mater matuto tu c'è sempre benediciuto, Mater matuto ti ringraziamo per suo creato.